stiamo parlando di 5 contagiati che vengono da fuori, stiamo parlando non di un'ecatombe in Veneto, di contagi, perché non c'entra niente. Il virus che circola in Veneto arriva da fuori regione. Zaia lo ripete più volte dopo il caso dei 5 positivi, 4 di ritorno dalla Serbia, che ha aperto un nuovo focolaio tra le province di Padova, Vicenza e Verona, con un centinaio di persone in isolamento fiduciario. Lo fa confermando per la settimana prossima una nuova ordinanza che non conterrà restrizioni ai cittadini, ma provvedimenti più efficaci sulle quarantene. Zaia ha anche parlato col ministro della Salute Speranza della possibilità di applicare in alcuni casi il trattamento sanitario obbligatorio. Anche lui riconosce che il tema del trattamento sanitario va chiarito fino in fondo, perché effettivamente davanti a casi estremi i nostri sanitari, per attuare il piano di sanità pubblica, non è che lo fanno perché siamo entrati in una dittatura, no? Qualcuno dice il trattamento sanitario, guardate che una persona infetta da coronavirus non può andare in giro. Il centinaio di persone venute a contatto con i 5 positivi è stato sottoposto a tamponi che saranno ripetuti a breve e che al momento hanno dato tutti esito negativo. Ha intanto però avuto conseguenze l'atteggiamento del cosiddetto paziente zero del focolaio, un imprenditore 65enne del Vicentino attualmente ricoverato in terapia intensiva. Noi oggi abbiamo presentato in procura una segnalazione perché ravvisiamo i profili per una colpevolezza da parte di questa persona che partono dalla mancata collaborazione con le autorità sanitarie fino al rischio di provocare epidemia nella popolazione consapevole di essere portatore di un contagio. Nello specifico mancano all'appello diversi partecipanti ad una cena svoltasi il 27 giugno, nella quale ci sarebbero state più di 100 persone, ma della quale dal paziente sono arrivati solo 20 nomi. L'appello è quello di contattare l'ULSS Ottoberica per sottoporsi a tampone. Siamo rimasti molto seccati per di poco da questo comportamento. Le aggiungo che c'è stato anche un atteggiamento molto supponente nei confronti del personale sanitario, questo noi non lo accettiamo. Intanto, assieme all'Emilia Romagna, il Veneto ha segnalato al Ministero della Salute le falle del DPCM nel caso di rientro da un paese extra Schengen di uno straniero che lavora in Italia o di un italiano che ha sede di lavoro all'estero. Abbiamo scritto al Ministero, intanto facendo presente che avevamo questi focolai importati, chiedendo che tutti i soggetti che rientrino possano effettuare il tampone. Se non vogliono disporre l'isolamento, potremmo al momento dell'arrivo fare un tampone. Se questo è negativo, la persona, informato anche il datore di lavoro, potrebbe andare a lavorare con i dispositivi di protezione e fare un secondo tampone a 5-6 giorni dall'arrivo.